Don Damiano, un momento importante di solidarietà oggi con la Via Crucis e alla presenza anche di diverse testimonianze dell'Ucraina, un popolo che sta soffrendo parecchio. Il popolo ucraino è sotto il gioco della guerra, che se ne dica da alcune parti che non c'è una guerra, la guerra c'è, ce l'abbiamo sotto gli occhi. Le immagini che arrivano da quelle città sono veramente impressionanti. Stasera si è voluta condividere una Via Crucis qua nella chiesa cattedrale, coinvolgendo quella piccola comunità ucraina che è nel nostro territorio, che è ad Agrigento, ma ci sentiamo in comunione di preghiera con tutto quel popolo, anche al di là delle fedi e delle appartenenze religiose, perché ovunque ci sia un uomo, una donna che soffre, lì c'è Cristo che soffre. Allora la Via Crucis, secondo quel cammino che ci è proposto in Quaresima in particolare, con la Via Crucis di Gesù, diventa la Via Crucis di ogni uomo, di ogni donna. La comunione nella preghiera supera le distanze, supera i confini e ci mette dinanzi al Signore. Nella liturgia della parola di ieri c'era un brano dal libro di Ester dove questa donna di parte della storia di Israele invocava il buon Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Israele, chiedendo di mettere sulla sua bocca le parole opportune. Ecco, io direi uniamoci tutti in preghiera, chiediamo al buon Dio di mettere sulla bocca di ciascuno di noi, ma ancor di più, mi permetto, ancor di più sulla bocca dei governanti, sulla bocca dei mediatori, le parole opportune, perché la pace possa giungere, ma giungere per davvero. E questo chiederemo stasera nella preghiera, senza troppe parole, ma seguendo con qualche riflessione questo cammino della croce. Ripeto, cammino di ogni uomo e di ogni donna in ogni tempo. Don Damiano, le parrocchie si stanno mobilitando insieme alla Caritas per cercare di raccogliere quanto più possibile per l'Ucraina. La scelta della Caritas italiana e quindi delle Caritas diocesane è quella di impegnarsi essenzialmente in una raccolta fondi. La raccolta fondi permette una programmazione e un accompagnamento non tanto nell'emergenza quanto nei tempi più lunghi, che sono quelli che fanno veramente paura ai tempi più lunghi, perché nell'emergenza ci si affolla, ed è bene che sia così, attenzione, però si rischia di fare anche progetti per l'immediato, interventi per l'immediato. Quello che ci offre la cronaca, che a volte anche ci supera, ci sovrasta per i mezzi di comunicazione, invece è l'invito a uno sguardo lungo, quindi l'impegno della Caritas italiana e a ricaduta delle Caritas diocesane è quello della raccolta fondi proprio per poter accompagnare nel tempo. Adesso i beni di prima necessità, anche le medicine, ci sono, a volte alcune potrebbero neppure essere utili e ingolfare i servizi sul territorio. E quindi ci vuole quella saggia prudenza che veramente poi si concretizza nell'attenzione alla persona, non solo nell'immediato, cosa buona, ma nell'accompagnamento di domani.
un domani che ancora stendiamo a vedere peraltro. Ecco, un momento importante, oggi la Chiesa ha voluto dedicare una Via Crucis anche alla situazione rifugiati, ai morti dell'Ucraina. Ecco, come state vivendo voi questo momento che siete qui in Sicilia ad Agrigento? È un momento veramente molto tragico, perché ogni giorno arrivano le notizie che è veramente terribile per noi. È grazie alla Chiesa che ci siamo riuniti e possiamo pregare tutti insieme per l'Ucraina. Veramente siamo molto grati alla Chiesa per l'aiuto che danno per gli ucraini, per il popolo ucraino, per tutti che soffrono in questo momento. Lei che contatti ha con l'Ucraina in questo momento? Ha parenti? Ecco, come vivono questo momento lì? Il momento è veramente molto drammatico, però hanno tanta fiducia che ce la faranno. Tanti vogliono restare, giustamente tante donne con i bambini scappano, però tanti, io sento, hanno tanta fiducia e vogliono restare.